Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina Mare, grandi lavori, grandi preparativi per ancora una stagione straordinaria di Super Mare Cross. E al telefono Alessio Martinelli, presidente di questo motoclub straordinario. Buongiorno Presidente, come va? Sai, diciamo, comincia a far freddino, ma noi non lo sentiamo. Stiamo lavorando per preparare la pista. Siamo abbastanza, fiduciosi, perché insomma sembra che riusciamo a fare il completo della stagione quest'anno, come di solito fare il mese e mezzo, adesso vediamo insomma di allenamenti, preparare i piloti per il Super Mare Cross poi. Quest'anno quando si ripeterà il Super Mare Cross? Quest'anno invece la penultima domenica di febbraio è in data la gara, sabato e domenica, perché anche quest'anno abbiamo messo in gara in calendario due prove. E con data di riserva, perché adesso il calendario non è ancora stilato definitivamente, data di riserva sabato e domenica ultima settimana di febbraio. Naturalmente tra i protagonisti Ulderico Donà, che è titolare del Bagni dal Moro, ma soprattutto il grande appassionato. Buongiorno a tutti, niente, la pista è un po' diversa rispetto agli altri anni, abbiamo un po' modificata. Ci sarà anche qualche salto che negli anni scorsi non c'erano. La pista è più o meno sui 1700 metri e si coinvolgono 5 bagni, 5 stabilimenti balneari. Sì, il Bagno del Moro, poi c'è il Granso, il Belvedere e il Blue Marlin Beach, compreso le 2 spiagge libere. E lei che è anche un operatore turistico, avete programmato anche alberghi, ristoranti aperti, bar aperti? Allora, per il momento diciamo che qua nella zona dal Moro, Piazza San Giorgio, ce ne sono 2 aperti, poi verso febbraio grosso modo così apriranno un po' tutti, perché ci sarà la gara molto importante che è il Super Mare Cross, internazionali di Super Mare Cross.